Il consigliere comunale Luigi Bagnariol. Questa sera si terrà un consiglio comunale molto importante perché verrà discusso il bilancio, ma soprattutto se la maggioranza appunto sosterrà ancora il sindaco Querini. Secondo lei questa sera come andrà? Beh, penso che ormai i giochi siano fatti, ci sono 9 consiglieri che hanno firmato la sfiducia al sindaco, penso che questa sera confermeranno le loro opinioni e quindi il sindaco andrà sotto, penso che se avrà la dignità si dimetterà, altrimenti consegneremo le dimissioni 9 consiglieri contemporaneamente e quindi sarà sciolto il consiglio comunale. Perché c'è il pericolo che la mozione di sfiducia non venga messa all'ordine del giorno questa sera? Sì, penso che il sindaco si rifiuti di discuterla perché per legge lui ha tempo dai 10 ai 30 giorni per discuterla, quindi essendo passata solo una settimana potrebbe rifiutarsi, solo che a questo punto qua saremmo costretti a dimetterci. Questa sera ho sentito l'assessore Katie Sut che ha commentato la sua esperienza nell'amministrazione comunale Querini come disgustosa e ha detto che lei, la sua esperienza amministrativa si conclude qui e non si ricandiderà eventualmente alle prossime elezioni comunali. Lei ha intenzione di ricandidarsi magari come candidato sindaco? No, io leggerò un comunicato, dopo 38 anni di consiglio comunale a Cinto chiudo perché la politica non mi diverte più. Quindi neppure come consigliere comunale? No, cioè, io ho tanta passione per la politica, ho cominciato a 15 anni, però come viene svolta in questi periodi qua penso che non sia dignitoso per nessuno partecipare. La sfiducia ad un sindaco è la prima volta che avviene qui a Cinto oppure ci sono anche dei precedenti? No, a Cinto è la prima volta, se stasera ci sarà la sfiducia, che viene il commissario. Cinto è uno dei pochi comuni che ha chiuso tutte le legislature in base alla legge, quindi sarebbe la prima volta. Quindi questa mozione secondo lei era inevitabile per come ha governato il sindaco Querini? È inevitabile perché non ha coinvolto il consiglio, le commissioni non voleva convocarle, non ha rispettato il programma, non ha proprio in tutti i modi coinvolto neanche la giunta, cioè i 2 assessori che si sono dimessi hanno dichiarato che sul bilancio non sono neanche stati consultati, quindi una cosa gravissima, è un modo di gestire la cosa pubblica che è inaccettabile. Ma il punto prelievi salta? Se salta anche Querini? Ma no, perché il punto prelievi lo fanno altri comuni, se non vuol più farlo Querini lo farà qualche altro, ma è assurdo. Quindi possiamo tranquillizzare i cittadini di Cinto? Ma tranquillamente, cioè, il punto prelievo è da 18 anni che è qua e continuerà a rimanere, comunque il punto prelievi è fatto dall'ULSS, non da Querini. Querini è un volontario, ma si possono trovare o altri volontari o altri modi per farlo. Il punto prelievi comunque continuerà. Grazie. Vabbè.